Non so più che di che lei in qua, me par sabo, vero Armando? No, mie care amiche, questo qui qualche volta fa le ore piccoline e poi cosa succede? Così che se smente che era Venere e non sa se le sabo come che dice adesso. Intanto salutiamo, vi auguriamo un buon sabato, visto che non sa se è sabato, ma che io credo che scherza sa. Ed una buona preparazione per qualche piatto questa sera per i vostri amici. Sapemi ieri sera che ho finito la serata con le manzane. Ah, ecco perché non ti capì? ricordi. E con i bibanesi. Anche. Il pane. E non sta a me dire altre robe ancora? E con i salù. Cazzo, ma ti ha fatto un festone ieri sera? Wow, festone. Ah. Sera, difatti, Era oggi contornato anche da dolce, non mi da ricordo dolce, da più. dolce fanciulle. Vita. Dolce vita. Dolce vita. Guarda che bella. Dolce vita. Guarda dolce che vita. bella. Sì, ma non si si fa può un po' mettere le le mani, sta attento sa, perché ti può denunciare, eh? Sì. Qua puoi toccare finché vuoi, Si è abbronzato però, Sì, sì. Ceschin, Allora Ceschin, Armando, Ceschin. cosa vuoi tu? Che finimo No, la Ceschin, parte... conosci tu il signor Ceschin? Sì, È stato come si chiama col nome? Gian... Ha qualche Gian- abbreviato oppure è tutto il numero intero? No, mi sembra Gianfranco. Caro Gianfranco, lascia che ti dia uno spazio di un saluto anche a te. Sai, io spero Gianfranco che qualche volta ci onori di vedere queste trasmissioni che vengono sto qua, no? E vedere anche se ti piacciono questi piatti che prepariamo. Se no Gianfranco basta che fai un fiscio e se tu fai un fiscio fammi un messaggino molto piccolo che dopo avrò tempo a vederlo e te mi dici ma no, fa così, fa qua. Capito? Siamo qui che ti aspettiamo, ciao. Meglio così che qua. E adesso. Senti Armando, io andrei, perché bisogna parlare italiano perché il Veneto non te lo capisce proprio. Sì, è vero. Allora, io andrei a raccontarti l'ultima parte della... aspetta che ho perso il segno delle 10 regole Mi disegno. severe, le 10 regole severe da rispettare per il ristorante. Allora andiamo all'ultima regola, alla 10ª. E la 10ª, poi me la spiegherai tu meglio, però raggruppa un po' quella che è la filosofia di queste 10 regole. L'accoglienza, la semplicità, il continuo sorriso, l'interessamento, quella sensibile descrizione, il dinamismo, quella dolce simpatia, il saper essere comunicativo con eleganza, il donare un fiore con il sorriso alla signora assieme a quel calore umano che trasmetti. Certo. Ma vedi, che... Bruno, te vedi, sai, queste piccole cose che sono grandi cose e dare queste emozioni, chiamiamole, che sono veramente emozioni, ti vanno a un ristorante, se magari qualche volta ti vedi sto cliente fisso che dopo ti diventa quasi amico, magari una sera con signora via una rosa che magari te la dà al giardino, ti va alla fresca, o che sommi un piccolo pensierino perché gli abbia giù, che sommi la salsetta magari dell'entrée che custodiva tutte che verdure così eccitanti, piacevoli così. E ti vedevo, e ti dice magari quando che ti faccio Armando, e mi dà una toffiata questa salsetta come che a me piace. Ma se ti vedi, è una cosa che ti fa, quando che avvia un vasettino piccolo così, 4 cucciari, che andava a casa, che andava quando che mangia ogni cucciaro con suo marito. La pensa Armando? Il pomodoro, il cetriolino, e quello. La pensa di 3 panocce, per venire a mangiare ancora, no? Ecco, queste le cose, care amiche, che a me piace da morire, che trovate queste location, vi parla così, meno che mi sia location, parlare così, questi posti che parla anche al Friuli, no, questi posti che possono essere semplici, anche che classica osteria vecchia che magari ti vede un casino di scarpini, non importa, basta che non sia solo la testa, però queste osterie a custodire
sti tesori, ste robe che dico, e il valore anche del piatto che te mangi, queste robe semplici ma fai ben. E l'altra sera sono andato su una storia bea, niente da dire. Bea un po' di scarpine da un canton, però accettabile, un servizio da osteria, perché ti sa che ogni luogo non ti può pretendere, no. E accetta il servizio, accetta il boccale di vino, come che si usa una volta, e tutte queste cose qua. Però accetti anche che poca roba che te me la che sia anche buona, no? Fatta sì. con se te me presenta che i saumi che ti Ranzighi. e che la ranzigo e i mangiabili e l'ena osteria che deve arrivare sta qualità interessante, proprio che vai a cerca di che salame, quella sorpresa, che lo s'accoglie, che là dentro magari è tocchetto di garofalo, di chiodi di garofalo che ti dà un sapore che è una meraviglia. Ecco, mi c'è un'osteria, vai finché che corre dallo sguardo, finché trovi che ha famiglia che fa queste robe qua o che siamo ufficio che ha questo amore per queste cose qua. Certo. E dopo se te mi offri in questa osteria che ti dice che il speo che è buono, che ti dice vari che sennò ho il coniglio in teccia e sennò ho una bella costata e ora ho mangiato il coniglio in teccia, e come lo faceva una volta sua mamma, perché lei un tosat che sua mamma custodiva questi segreti. Oh, non sta a dirmi, a mia mamma mi ha insegnato tutto, guardi, se fa cosa gradita che lo consiglio mangiare il coniglio e qua poi da bussare, bene, guardi, io accetto il suo suggerimento e sono ben lieto di assaggiarlo. Tose, ho mangiato coniglio, non vi dico, robe, non da capotarsi a testa. Colendo a casa la tremea no, tutta. No, da starlo là nel piatto, ma siccome che c'è non tanta educazione a stare la roba nel piatto, ma quando che lei è così Ti ammagna. ti tocca mangiarla con grande fatica. Ma perché se a fare un coniglio così cattivo? Ti si sono una storia, ti lo fa come che l'hai detto tua mamma, ma perché non te lo presenta con di amore sta roba, che se il coniglio le fa bene è un piatto buono, e poi a sua intesa se le fa bene è una meraviglia, così. Ma queste robe, i valori che io insisto, che quando che fai un piatto metti un po' del cuore, e ora si vede che quel piatto è fatto col cuore, con l'anima e con l'amore. E allora finisco questa parte qua, perché tu dici ancora, se la sala risponde a queste 10 regole dell'accoglienza, del servizio, a poco i clienti diventeranno amici, trovando un conforto totale come fossero a casa propria. Certo. Ecco che la sala gioca un ruolo più importante di quello che crediamo. Cenare in un buon ristorante senza servizio capace ed organizzato è come guardare un gran film senza la voce degli attori. Vero. Anche la cucina ha un ruolo importante e fondamentale. Molto. Deve sempre corrispondere alle esigenze che i piatti escano costantemente perfetti. Se tutte queste regole le rispettiamo ogni giorno, avremo l'immediato successo di un ristorante. È da qui che Ave ed Armandino, con il loro staff di cucina e di sala, hanno incominciato la loro vita, la loro attività. Dopo questa preparazione eravamo pronti ad aprire il ristorante Villa 3 Panocchio. E quindi parleremo la prossima volta. E quindi parleremo la E prossima quindi volta. adesso passiamo... No, adesso andiamo a vedere i nostri amici, perché bene, sono lì che ci bene. aspettano. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui, ed è qui che ogni cosa comincia.
Armando, io direi di non aspettare altro. Noi abbiamo cominciamo con i piatti estivi, con i piatti. Cos'è che mi hai preparato oggi? Ti fa gola così questi piatti estivi? Sì. Allora, Bruno, Sì, guarda, ora cominci guarda. Prevedono l'aperto, il sole, l'aria. Sì. Guarda, in anteprima non ti hai visto il piatto che abbiamo preparato? E questo qua è un inizio dell'estate, dell'apertura dell'estate. E quindi con questo piatto apriamo l'estate. Quindi presenteremo sempre dei piatti freddi, piatti estivi, gozoessi. Aspetta, perché questa è la zebbea. Gozoessi. Poi, se ne so che gozoessi vuol dire gustosissimi, di gola, ti prendono la gola, vuol dire. È come. Lasciami dire, Bruno. Dillo. Lasciami, amiche, i gozoessi si può determinare anche nell'amore. Un bacio può essere, se fatto con amore, è un gozoesso che lo puoi realizzare con più intensità, meno, questo dipende da voi. E queste sono sempre queste cose che fanno piacere. E però, il vaso gozoesso. Però, caro Bruno, adesso che mi hai stuzzicato, io preparerò per le nostre amiche e amici, vi preparerò le prossime puntate tutto ciò, quello che è estivo. Quindi vi faccio stimolare l'appetito, perché metti che ora il marito e tutte queste ragazze, queste signore, e il caldo che le affligge, e quindi che dire, e l'appetito scompare un po'. Allora tu devi dare piatti eccitanti nel far godere le papille gustative, a tu capito? E non quanto quello, caro Bruno, le papille gustative, ma deve entrare tutta una fase che parte sempre dal cuore, credimi, dal cuore, dall'anima, dalle emozioni che tu parli. E quindi se tu dai queste cose, crei questi piatti estivi che affascinanti, perché non ti dico come ti mangeresti tu. Ma non ti vede che sono quasi. Non ti vede che sono quasi. Spaghetti freddi coi persi. Ma non ti vede che sono quasi trio pianzer, che ho promesso al mio dottore di diminuire del manco 5 kg in settimana. Ma non credo. Come fai, Coti? Come fai? E poi questi piatti estivi che ti stimola una roba con le albicocche, un piatto con le albicocche, non la mangiare in sata, la mangiare in cucina, la carne che mi ti dico, una spaghetti con i persi dentro, fredda, oppure ti stimolo con che ti fa venire l'appetito, e ti stimolo con una cosa fredda fatta di pure verdure, tipo un gazpacho, ma una roba. E qua, mio caro Bruno, comincia il vivere. Facciamo anche le tartare più avanti. No, comincia il vivere. Il vivere è stato quelle emozioni d'amore, che questi piatti qua ti danno emozione, perché in qualche piatto freddo qua, caro Bruno, che farò, caspita che a polveretta che metto dentro dei profumi come sto basilico qua, origano, oppure l'aceto d'ana. Guarda che bella che sei diventata, e che fa stimolo anche per eccitare nell'amore. Ma cosa hai preparato stavolta? Allora, vieni da dirlo proprio? Dai, basta vederlo? No, basta vederlo, ma visto che ti sia un eccitante, un porco giù. Abbiamo preparato una serie di crostini estivi, che iniziamo con questo. Uno è con una crema del pisei e formaggio. Un altro è con patè, chiama così in francese. Per me? No? Per me. Una crema di del fegato del veleno, una libidine. E dopo che acciughe, che tira via tutte le salate e le mette a moio, con l'aseo, quel all'agrodolce, e dopo le suo, e dopo le adagio in una crema di formaggio. E dopo, sai tu cosa che c'è? Una crema di formaggio che
che chissà che venendo che sponsor là che non è disegno No. o che formaio che l'hai fatto. No, ma mi sono lì a trovare un altro. E dopo da un crostin all'altro, cosa seo? Questo sparsi che ho messi via sotto a seo col miele. E E che si fa? Da un crostin a cato, Un sparso. un paro Che te dà cambi bocca. volte. Poi... Ciuff, naturale. Madonna mia. Tose me, è una goduria immensa. Ecco perché dovevi insegnare queste robe qua. Allora Ma che dire adesso? mi rimando l'appuntamento col dottor. Ecco, questo è meglio È il del dietologo, è il dietista, ecco. è il dietone. Guarda, Vabbè. andiamo avanti. Adesso potremo salutare Sì, i nostri salutiamo amici tutti, perché se no, augurando guarda che robetta, guarda che un robetta. buon sabato e una buona domenica a tutti. Ciao a tutti, un Ciao, abbraccio. ciao, ciao. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia.